Miriam Magnani e sono la presidente della Strada del Vino Valpolicella. La nostra associazione si espande per tutto il territorio della denominazione Valpolicella, quindi territorio di produzione di noti vini come l'Amarone, il Valpolicella Ripasso e il Valpolicella, e ci occupiamo prevalentemente di promozione del territorio, delle sue peculiarità, arti, sapori e tradizioni. L'associazione raggruppa i produttori della denominazione, quindi le cantine, però raggruppa anche ristoratori, albergatori, associazioni del territorio che lavorano e propongono eventi e tradizioni, oltre che liberi professionisti e tutte le persone e le attività che hanno voglia di collaborare in un progetto comune di valorizzazione turistica di questo territorio. Una cosa importantissima per il turismo sono le esperienze che fanno le persone, i turisti all'interno delle nostre cantine, per assaggiare e degustare questi vini, per scoprire il modo in cui vengono prodotti e la tradizione che li accompagna. Importantissimi poi sono anche e speciali le nostre trattorie con le nostre ricette tradizionali, i nostri piatti tipici e l'accoglienza fantastica che i nostri albergatori riservano sempre ai turisti e ai clienti. I fondi che abbiamo utilizzato ultimamente grazie all'azione del GAL Val d'Olessigna sono serviti per andare a produrre sia materiale digitale che materiale cartaceo. Ad esempio abbiamo prodotto numerose brochure soprattutto sulle esperienze e sulle proposte turistiche del nostro territorio. Siamo andati a creare una mappa cicloturistica, in quanto con un'altra azione precedente, un altro finanziamento, i comuni sono andati a mappare tutto un intero percorso cicloturistico, mancando però la parte di promozione, di informazione, di mappatura cartacea e digitale. Grazie ai fondi siamo riusciti a creare questo nuovo strumento fondamentale per il turista in bicicletta che si presenta agli infopoint o si presenta presso le cantine, gli alberghi e i ristoranti in cerca di informazioni. La collaborazione col GAL Val d'Olessigna è stata una collaborazione molto positiva e appunto molto utile, in quanto questi fondi non sarebbero stati veicolati sulla nostra associazione e quindi sul nostro territorio. E un ringraziamento anche all'attività di Avepa, che è l'ente erogatore dei finanziamenti, che ci permette di fare le cose sempre in linea con le linee guida della Regione Veneto. Vi aspettiamo quindi nel nostro territorio in Valpolicella per provare le numerose esperienze e gli itinerari che abbiamo preparato con tanta cura e tanto amore.